Rientriamo e adesso parliamo di cinema anni 80. Cinema, bello. Ce l'abbiamo già in collegamento. Ok. Sì. Eccoci. Eccolo, il grande Ivan Scinardo già in collegamento Facebook. Grande Ivan, grazie di essere con noi questa sera. Ritorno al passato. Che bello. Ma quanto vi divertite, Maurizio? E ma noi... più di... c'ha la più tosse, di me Maurizio. e Eliana Chiavetta il martedì mattina. No, infatti te, complimenti per la vostra trasmissione, vi seguiamo ogni mattina, Open Day, veramente trasmissione di punta di Radio In della fascia mattutina, però noi veniamo qui la sera e come hai detto te ci vogliamo divertire facendo divertire chi ci segue, perché il segreto è questo, Ivan, se noi ci divertiamo chi ci segue magari si diverte. Tra le altre cose, a quest'ora parlare di cinema può essere un buon aperitivo per capire che cosa vedere stasera in TV. In TV, sì, in TV, esatto. Perché il cinema ormai siamo passati davanti a una multisala, ho detto, ma qua una volta chi c'era? C'era un cinema. Ebbene sì. Allora, con il nostro caro Ivan Scinardo, giornalista, professionista, laureato con il massimo dei voti in scienze tecniche e psicologiche presso l'Università degli Studi di Catania. Va bene. Tutto in un fiato l'hai detto. Tutto in un fiato. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Non c'è bisogno. Ci mancherebbe. Non si chiama Cesare. Ivan, non è altro nome storico, ma non è. Pensa, Maurizio, mi sono portato dietro per tanti anni Ivan il Terribile. Quindi... Ascolta, scusa un secondo, ti lascio in compagnia di un attimo di Roberto che devo dare una... Ma che cos'è? No, ci prendiamo una camera? Non lo lasciamo. Ok, assolutamente. Allora, sì, molto piacere intanto Conosco bene Mirko ormai dal 7 dicembre, quindi ecco. Va bene. Bene. Allora, adesso noi approfondiremo l'anno 82, che dal punto di vista cinematografico è un anno ricco perché ci sono stati dei film cult che hanno segnato la decade anni 80. Ma tanto tu già lo sai di quale deve parlare, quindi è inutile che... Ma hai detto di intrattenerlo, ma fare parlare oppure... No. Ma è vero, Roberto, cioè, era l'anno in cui usciva Rambo. Cioè, bravo. Era l'anno in cui usciva Gandhi, altro Dobbiamo rientrare. E rientriamo. Meravigliosa questa colonna sonora. Questo era un film... Il tempo delle mele, fantastico. Quest'amore adolescenziale. E poi nelle festucciuole questa canzone, questo brano quando attaccava tra una pizzetta, un piattino con le patatine e una Coca-Cola sgasata, c'era la limonata la limonata andava bene, però il pezzo per eccellenza, se tu dovevi cuccare dovevi colpire la preda. Fermi tutti che lo sta dicendo. Era quella di George Michael, dillo tu. Carlos Whisper. Se non cuccavi con questo, allora basta, bravo. ci levava mano direttamente. Va bene, allora a proposito di film, di cinematografia degli anni 80, rimanendo sempre nel 1982, parliamo di un po' di quelli che sono stati i film che hanno caratterizzato quest'anno e ne parliamo proprio con un grande professionista. Noi siamo veramente onorati, a parte gli scherzi, e lo ringraziamo di questo collegamento Skype. Abbiamo in collegamento il direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Nazionale di Cinema, il dottor Ivan Scinardo. Ivan, buonasera, nonché collaboratore di Radio In, perché conduce una trasmissione seguitissima in coppia con Elena Chiavetta il martedì mattina, Open Day. Ivan, buonasera. Ciao ragazzi, ma che bello, vi divertite e io sono con voi, quindi in genere sono sempre seduto al posto di Roberto, quindi vedo che entrambi siamo belli barbuti, siamo allora, diciamo, Ivan, personaggi di peso. 1982 sono usciti tantissimi film, tantissime produzioni cinematografiche, poc'anzi in diretta Facebook citavamo Rambo, Gandhi, ma c'è un film in particolare, Ufficiale Gentiluomo, ma nell'82 ce n'è uno in particolare, sì. Quello. Senti Maurizio, è vero. Senti, poco fa parlavi del tempo delle mele, però fammi dire questa cosa prima di parlare del curiosità, vai. Vado Roberto. Sì.
Però Allora, Ivan, tu conosci Mirko, lo sai che appena c'è sì, deve mandare la pubblicità è lassativo, Mamma quindi... mia. mi taglia, mi quindi- sega. No, ce la facciamo, gli possiamo... Un minuto, dai, vai, forza, curiosità, Meno, curiosità. meno. Tu dicevi con quel brano nel tempo delle mele, nelle festicciole con la lampada di wood, quella viola, quella che ti evidenziava il bianco, ma Esatto. che devono sapere i ragazzi di Ma oggi. che ne sa, Io nei 2000. facevo il DJ perché ho iniziato prestissimo alla radio quando avevo 16 anni, per cui ero sempre quello, è lì che ho conosciuto mia moglie, ero sempre quello che organizzava le feste in termini di luci e amplificazioni, si chiamavano così. Vado a chiudere, mentre io mettevo la musica, tutti gli altri cuccavano. Ah, ma infatti forse l'unico DJ che cucca nelle feste è Mirko, perché poi per il resto è veramente una cosa un po' strana. Quando poi l'ho organizzata a casa di mia moglie, mi sono fatto fidanzato. Allora, Quindi... Ecco. Ivan, ci interrompiamo qualche minuto per dare spazio naturalmente ai consigli Poi parliamo di commerciali E.T. e poi parliamo di questo capolavoro di Spielberg, E.T. Meraviglia, meraviglia. 1982, grande capolavoro. Spot. Certo. Come no. Cuffiamoci. Eccoci. Ivan, eccoci qua. Adesso possiamo stare. Abbiamo accontentato Mirko, giustamente, per i consigli Intanto era in trattativa con Roberto Sì. di una cosa, Ivan. Certo che parlare di trattativa con uno che si chiama Pizzo, proprio diciamo una cosa a Palermo. Esatto, Vabbè. Questa miseria. Allora, Ivan. Eccoci, No. Maurizio. Allora, dicevamo intanto una piccola premessa, quello fu un anno molto molto prolifico in termini di uscite cinematografiche, per cui quando ci sono tante uscite è un po' come adesso che si è creato veramente una sorta di ingorgo, perché in un anno di pandemia erano stati girati moltissimi film. Pensate Maurizio e Roberto, nel 2019 il cinema toccava, quindi le produzioni cinematografiche hanno toccato punte altissime e quindi c'è stata molta produzione di film anche molto molto interessanti che dovevano naturalmente andare in sala, ma poi nel marzo del 2020 furono tutti bloccati. Gran parte di questi li stiamo vedendo adesso nelle due piattaforme principali che sono Netflix e Prime. C'è chi ha resistito, permettetemi questa piccola premessa, perché comunque ecco il riferimento anche al 1982, dove davvero quando usciva in sala un film c'era veramente una coda di attesa incredibile. Tu hai lì la riproduzione del piccolo E.T. E quello era ovviamente un gadget ricercatissimo. Oggi è davvero un pezzo simbolo, no? Assolutamente. Io ricordo che quell'anno che uscì il film io feci la testa tanta a mia mamma per comprare E.T. Feci la testa tanta, mi piace. Sì, perché poi con la testa di E.T. Feci la testa. Feci la testa tanta, cioè, poi ci avvunciava. Ha insistito così tanto. Sono stato così cocciuto nel volere E.T. che poi Ivan ci sono dei termini palermitani che in italiano non si possono tradurre. No, assolutamente. Cioè, ci dice la testa tanta. Gli ho fatto la testa. Comunque alla fine mia mamma accettò di comprarmi il pupazzo di E.T. soltanto perché trovammo 10.000 lire per terra e miracolo e mia mamma mi comprò E.T. Erano segnali, Roberto. Non è vero. Succevi a terra era magari la mamma fece finta che sono cascate fece finta che sembra un episodio del libro Cuore, così però oppure Nuovo Cinema Paradiso. Esatto. Allora Ivan, possiamo anticipare, così entriamo. Bello. C'è anche una clip, Maurizio. Attenzione, abbiamo anche una clip. Contributo bravo, video, okay. ottimo.
Eccoci qua, Village People, 5 o'clock. Questa l'hai detta Morning. benissimo. Ma dai, Fai un po' che la facile. aspettavo. Allora, Ivan Scinardo in collegamento Skype, con lui stiamo parlando un po' di quello che sono state le produzioni cinematografiche del 1982. Questa è Radio In, Ritorno al passato, un tuffo negli anni 80, e stavamo parlando di un capolavoro di Steven Spielberg, appunto, eccolo qua. L'extraterrestre da noi. Telefono casa. Allora, Ivan, vogliamo parlare un po' di questo film? Come tu da esperto cinefilo, cosa vuoi dire di questo fantastico capolavoro? Ma che potremmo sicuramente definire un evergreen. Il prossimo anno sono 40 anni, Maurizio e Roberto. Ci sentiamo molto vecchi dopo questa notizia. Ecco. Ti dico subito che l'anno successivo all'uscita di questo capolavoro, questo film fece incetta di premi, prese 4 premi Oscar su 9 candidature, 2 Golden Globes e un David di Donatello. Cosa ti colpisce tanto è perché noi invitiamo sempre anche le giovani generazioni a rivedere questi capolavori del cinema, perché l'attualizzazione di questi film ci consente anche di leggere le tecniche cinematografiche di un tempo, di produzione di un tempo, anche per guardare un po' al futuro. Se penso subito agli effetti speciali utilizzati da quel Carlo Rambaldi in questo film, in barba a tutti i trucchi che oggi si utilizzano, per esempio immagina il chroma key o chiave di croma su telo verde, dove tu puoi ricostruire qualsiasi effetto scenico, dove c'è questa sagoma del bimbo con la bicicletta sulla luna. Quello è un effetto comunque che rimane e si posiziona nell'immaginario collettivo. A proposito di immaginario, diciamo subito che al centro di questo film si immagina una struttura fiabesca e mitica del racconto. Ovviamente il riferimento è a tutto l'universo della Disney. Dovete anche sapere che nel 2002, in occasione del 20° anniversario dall'uscita del film, Spielberg entrò di nuovo in sala di montaggio per restaurare la copia di E.T., dove furono migliorati gli effetti speciali e fu soprattutto, questo è un elemento molto importante, rimasterizzata la colonna sonora. I critici del tempo la considerarono una favola senza tempo, dove c'è questa amicizia fra un bimbo solitario, introverso, oggi penseremmo un po' estremizzandolo quasi a un bimbo bullizzato, no? E questo buffo alieno che perde la strada di casa. Devo dirti che il regista aveva già esplorato, diciamo, questo mondo fantastico degli alieni già nel 1977, se lo ricordate, con Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ma è soltanto con questo film, con E.T. l'extraterrestre, che Spielberg libera questo suo spirito fanciullesco. E quindi per certi aspetti sdogana quel concetto di cinematografia autoriale che appunto si inerpica nelle strade della meraviglia. Siamo in radio, per cui non possiamo non parlare della colonna sonora di questo... Stiamo ascoltando in sottofondo, abbiamo ascoltato in sottofondo perché è finita, però mentre tu parlavi noi abbiamo messo come... Sì, io non ho la percezione dell'ascolto, esatto, perché sono appunto su Skype. Dimmi, quindi parlavamo della colonna sonora. Per cui la colonna sonora è composta da John Williams, che notoriamente collaborava già da tempo con Spielberg. È importante notare questo: il musicista scrisse la musica senza poter vedere il film.
oggi la musica per film è una scienza, noi la insegniamo nella nostra scuola di cinema ai nostri ragazzi, abbiamo una collaborazione con il conservatorio, il musicista è coautore assieme al regista del lavoro, perché scrive, si chiama musica per immagini, perché scrive una musica facendosi suggestionare dalle immagini. In questo caso il musicista John Williams non poté vedere il film realizzato, ma doveva immaginarselo, magari con una sceneggiatura provvisoria. E soprattutto doveva comporre delle musiche che per certi aspetti dovevano rendere simpatico questo extraterrestre che appunto era dall'apparenza brutta. C'è il anche da finale, dire... il finale, Ivan, Prego, mi piace molto. Tu l'altra volta quando ci siamo sentiti al telefono mi hai parlato del finale di E.T. che ha un riferimento quasi religioso, se possiamo dire. Assolutamente, assolutamente. Infatti la clip che vi ho, io, Mirko lo sa bene, ho la passione del montaggio, me la porto da quando facevo TV locale, per cui mi montavo io i servizi, quindi con l'audio, le immagini, gli archivi, per cui ho montato questa piccola clip, è una sequenza di 7 minuti, ma l'ho portata a 1 minuto e mezzo giusto per renderla gradevole in radio, per cui ho imparato in questi mesi, grazie a Mirko e a Eliana, I tempi che sono i quelli tempi, che i sono tempi terribili. della radiovisione non sono quelli della TV. Bravo. Va bene, Ivan, noi ti ringraziamo per questo tuo contributo. Appena ci sarà la possibilità, dopo il notiziario, manderemo in diretta a Facebook questa videoclip, perché c'è il notiziario che incombe lì. Tante semplici notizie. Vabbè, però bollettino Covid, dobbiamo rinfrescarle. i vaccini, Io, se volete, eccetera. possiamo poi rientrare giusto per un commento alla clip. Assolutamente. Posso Va rimanere... benissimo, d'accordo. Dite voi. Allora, news e poi ancora Ivan Scinardo. Abbiamo di nuovo Ivan Scinardo presente poc'anzi. Lanciamo subito, Ivan, il video, la clip relativa a E.T. Ricordiamo che è stata montata dal nostro Ivan. È la scena finale del film. Ok, per gli amici di Facebook. Io sarò sempre qui. Questa il cuore mi è diventato grande quanto l'astronave di E.T. praticamente. Bellissimo, meraviglioso, bello. Stupendo. Sì, è l'addio finale, i colori, le luci della foresta di notte, ci sono le querce altissime che Spielberg riprende dal basso e questa astronave che sembra quasi il calco di una zucca di Halloween, e poi ci sono gli alieni che si aggirano come dei piccoli animaletti nel bosco, no? All'improvviso arrivano come se fossero dei nemici, ma Spielberg ce li mostra in silhouette, privi di ogni individualità. Che poi E.T. è uno dei pochi film dove sono protagonisti gli extraterrestri che è buono, perché alieni buoni, li fanno vedere sempre cattivi, sempre terribili. 10 secondi e stiamo rientrando per i saluti, Ivan. Certo.
E così, mentre i nostri amici in FM hanno ascoltato Survival degli America, in Visual Radio noi abbiamo visto una clip bellissima che faceva riferimento proprio alla finale del film di E.T. Meraviglioso. Bello veramente, bello veramente. Ivan, che dirti, è stato bellissimo questo momento, non so, magari... Non dico venerdì prossimo, perché capisco che tu sei... Ogni venerdì fai c'è chi cos'è? Mosche su medico, no? È giusto. Dico, se ogni... Poi il maestro Naselli mi deve dare paga doppia. Allora qua diciamo che va bene così. Ci basta e ci avanza fino al prossimo anno. Fammi dire ormai, dato che l'hai detto, questa ascensione un po' che richiama a... poi ci sono le parole che pronuncia Cristo, io sarò sempre con voi nel Vangelo secondo Matteo. Comunque Spielberg, quando lo fece vedere privatamente ai suoi figli, i figli dissero subito è Gesù, quindi lui ha smentito questa cosa, ma è chiaro che questo finale per chi è religioso vuol dire veramente tanto. Comunque ci sarebbe tanto da parlare di questo film, si sarebbe un po' dovuto aprire e chiudere come Stranger Things, che è la serie bellissima, TV Netflix, ma è uscita qua, la quarta stagione è uscita. E che comunque attinge a piene mani da questo capolavoro di Spielberg, giusto per dare una nota all'attualità. Va bene, Ivan, dobbiamo andare in pubblicità, ti ringraziamo, ci risentiamo il prossimo anno, qui sempre al Ritorno al passato. Grazie di cuore, grazie un abbraccio mille, forte. Grazie. E adesso...